speriamo anche di riuscire a dargli un funerale degno di com'era la persona, ecco, tutto là. E com'era la persona? Persona squisita, amico di tutti, buono, sì, persona fantastica. Tezze di Vazzola si prepara per l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage del bus il 3 ottobre scorso a Mestre. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale in Piazza dei Tigli, a officiarla con altri concelebranti il parroco Don Alberto Basso. Da queste parti tutti conoscevano e volevano bene a Rizzotto, sul corpo del quale è stata effettuata l'autopsia. Secondo prime indiscrezioni sembrerebbe esclusa l'ipotesi del malore, ma all'appello manca ancora il riscontro principale, ovvero l'esito degli accertamenti cardiologici particolarmente delicati e complessi. Questo è uno dei punti principali, ancora tutto da verificare. In via dei Zacchi, dove il quarantenne viveva, i genitori Luigi e Mariadele restano chiusi nel loro dolore. Ma le indagini proseguono su tutti i fronti. In attesa della maxi perizia su Garrail e strada, l'avvocato Massimo Malipiero, legale dell'amministratore delegato della società del bus, chiarisce come al momento non siano stati rilevati anomalie o guasti al mezzo. L'unica buona notizia sono le dimissioni nelle scorse ore di uno dei feriti ricoverati a Mestre, un 39enne di origini ucraine. Per un'altra paziente, una 27enne tedesca, è previsto il trasferimento in Germania nei prossimi giorni. E una parola sola riecheggia a Vazzola così come ovunque: verità. Presumo che come me siamo in tanti che cerchiamo di capire cosa effettivamente è successo, tutto là.